Ultimi 5 minuti di partita vietati ai malati di cuore. Si riassume così il risultato maturato all'Esseneto tra due squadre che se la sono date di cotte e di crudo. Biancazzurro in vantaggio sul calcio di rigore, pari del nuovo entrato Lococo in piena zona Cesarini e fantastico gol vittoria di Biondo con una magistrale rovesciata alla Ronaldo che ha fatto esplodere di gioia lo stadio Esseneto. Riavvolgiamo il nastro della partita sin dall'inizio. Acregas e Sanghataldese si affrontano con un po' di timore, anche perché la posta in palio è davvero alta e per assistere al primo tiro in porta si deve attendere il 20°, quando su assist di Gambino Caronia alza troppo il tiro. Gli ospiti nisseni non producono alcun pericolo per l'attento Paterniti, anzi è sempre l'Acregas a tentare la via della rete con Licata su punizione e con Biondo per un paio di volte. Nel secondo tempo Gambino riceve un assist, entra in aria con il pallone tra i piedi, ma viene affrontato e buttato giù da Saddic. L'arbitro non ha esitazione, manda dentro gli spogliatoi anzitempo l'autore del fallo ed assegna il penalty che lo stesso Gambino trasforma. La Sanghataldese, seppur in inferiorità numerica, si scuote. La Sanghataldese che si rende pericolosa con Bassanante, poi il portiere Paterniti intercetta un tiro destinato in fondo a sacco, ma deviene angolo con la punta del piede. Si susseguono i cambi tra gli ospiti e proprio il nuovo entrato Lococo centra la porta biancazzurra, complice una evidente deviazione. Ristabilita la parità, si attende solo il fischio finale, ma al 94esimo Biondo inventa la rete del successo con una spettacolare rovesciata. Finisce poco dopo tra l'esultanza dei tifosi di casa. Ed ora le interviste dentro gli spogliatoi. Una partita decisa negli ultimi minuti, 5 minuti da favola. Bello è il gol del pari della Sanghataldese, bellissimo il gol della vittoria di Biondo. Sì, è il nostro ancora più bello perché si è regalato la vittoria, comunque penso a questo punto che non se ne sia accorto nessuno. Il gol loro, la palla è centrale, c'è la deviazione e va all'angolino. Quindi credo che senza la deviazione, senza, ripeto, sminuire gli avversari o il gol degli avversari, ma la palla era centrale, senza la deviazione ce l'ha nelle mani Paterniti. Quindi sì, poi il nostro è stato un Eurogol, gol che ci ha regalato grandi emozioni. Questa è una vittoria che dedico alla squadra perché questa settimana ha sofferto molto, la dedico ai tifosi, quelli che oggi sono venuti a darci una mano e anche quelli che sono venuti sempre, perché ripeto, anche loro sono di grande aiuto. Però insomma, vedere emozionare, ci siamo emozionati assieme, l'amico mio presidente Giovanni Castronovo, questa vittoria che la dedico a lui. È stata la vittoria del cuore, la vittoria della volontà, la vittoria voluta in tutta la settimana difficile che abbiamo vissuto e penso alla fine dei 90 minuti ce la siamo meritati. La Sanghataldese è una grande squadra, per il modo in cui è venuta per me sono 6 punti. E poi è una vittoria importante perché accresce l'autostima, accresce la convinzione dei nostri mezzi, ci rilancia in classifica e mandiamo un messaggio chiaro alle altre pretendenti del campionato dove facciamo presente che c'è anche l'Acregas per la vittoria finale. Diciamo che negli ultimi 20 minuti 5 cambi da parte della Sanghataldese stavano determinando una certa differenza dal punto di vista della freschezza fisica. Purtroppo la moria di giocatori con tutta una serie di interventi, di infortuni ha portato ovviamente ad avere un organico molto rabberciato. Lo staremo a guardare, già subito del dopo partita mi sono confrontato con il direttore Russello, gli ho dato mandato di sondare il mercato degli svincolati e vedere se ci può essere qualcuno che possa fare il caso nostro, perché ovviamente siamo in una condizione di assoluta emergenza, soprattutto se dovessimo continuare l'esperienza in Coppa.
Per cui intanto ci godiamo stasera questa vittoria perché ce lo meritiamo, dato che abbiamo passato diverse notti insonni, e poi da domani cercheremo di trovare qualche valido ulteriore elemento fino a dicembre, dove se si deve intervenire, si dovrebbe intervenire sulla rosa, lo faremo sicuramente, però se abbiamo questo cuore, questa voglia, questa determinazione, penso che alla fine potremmo dire la nostra. È stata una partita difficile perché, come ti dicevo, dopo una settimana di tensione i ragazzi non sono entrati molto contratti e quindi la San Cataldese ci ha contenuto. Poi alla fine del primo tempo i ragazzi nello spogliatoio hanno trovato la giusta serenità, cosa che ha dato Corrado Mutolo, e poi nel secondo tempo hanno cominciato a giocare finché siamo passati meritatamente in vantaggio, e poi pensavamo di averla contenuta e poi tutto nel giro di 2 minuti, però è stato bellissimo perché è finita così. Un giudizio sul pubblico presente oggi allo stadio? Io non ho parole per elogiare intanto le persone della tribuna che comunque ci seguono, e vedere persone anziane a fine partita dire "Presidente, questa è la sua vittoria", mi ha anche commosso, e poi rivedere la curva sud di nuovo gremita è stata un'altra spinta emotiva per noi della società, ma anche per i giocatori. Non hanno mai smesso di incitarci e loro sì che sono il nostro valore aggiunto, quindi è una vittoria che dedico intanto a Corrado Mutolo perché ha passato anche lui una settimana un po' travagliata, a Ernesto Russello e tutto l'ambiente Agras, ma soprattutto ai ragazzi della curva sud, e il loro ritorno è coinciso con questa vittoria, secondo me non è un caso.